Tutti amici di Fireball, siamo qui al festival a Padova in cui suoneranno gli X-Hero, Spitfire, Serena Rock Band. Sembra di essere tornati negli anni '80 e abbiamo praticamente collaboratori di Fireball, DJ di Radio Metal padovane. Allora, che unisce le due realtà abbiamo Renato Ferro, poi abbiamo Stefano Spiandore che è DJ, era DJ, vedremo, magari in futuro riprenderai, e poi abbiamo un fotografo di Fireball che è rock and roll, Marino Vianello. Allora Un Marino, saluto a tutti voi ragazzi. Cheers. Marino è incredibilmente fotogenico davanti alla macchina da presa. Allora Marino, raccontaci un po', nel libro su Fireball ti si vede in fotografia a Certaldo, si vedono alcune fotografie che tu avevi fatto per la rivista. Raccontaci un po' come sei entrato in contatto con la redazione di questa fanzine, rivista amatoriale. Una passione che ci accomuna con i grandi fratelli Ferro, Renato e Antonio, e due pazzi per la musica. In quel periodo per me era energia vitale, è ancora adesso energia vitale, e sono sempre stato amante dell'heavy metal, dell'hard rock, e continuerò, quindi lunga vita al rock and roll. Oh, allora ragazzi, abbiamo messo di recente anche una registrazione vostra del programma radio. Benissimo, il vostro programma, ricordiamolo, che era Shock Rock. Andava in onda ogni martedì sera, non mi ricordo più l'ora, comunque era dalle 9 alle 10:30, un orario circa. Esatto, e speriamo insomma che ci siano anche altri aggiornamenti, vedremo. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie mille.